Eder, Mac, Pallister. Qual è il piano segreto di Giacomo Molinari? No, bisogna chiedere a lui, è chiaro che è singolare, più che singolare. Bisogna chiedere a lui che si aggrega al gruppo di persone che in qualche maniera hanno messo in piedi tutta questa messa in scena per far finta che è il suicidio anziché omicidio. Questo sì, lo so. E io non posso saperlo, lui lo sa. È stato detto di dirlo. Qualcuno gli ha suggerito di dirlo, perché è stato detto un attimo fa che l'8 di gennaio del 22 è stata già rintracciata rotta la vertebra di Lilli. 8 gennaio 22. Adesso questo gliel'ha rirotta un anno dopo, è una enorme messa in scena. Ha detto talmente tante cose che dica anche questo, dove affilava i coltelli. Io non posso saperlo, è lui che lo sa. Ancora un colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2017. Dopo 18 anni si torna a cercare l'arma del delitto. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano hanno avviato le operazioni di svuotamento di un canale a Tromello, paese confinante con Garlasco, nella speranza di ritrovare lo strumento utilizzato per colpire Chiara. L'attenzione si è concentrata su questo punto a partire da una testimonianza raccolta nel settembre 2007. Una ragazza bionda, poi identificata nella cugina Stefania K, sarebbe stata vista pedalare con un attizzatoio da camino in mano il giorno del delitto. Il 14 maggio 2025 è scattato un blitz nelle abitazioni di Andrea Sempio, dei suoi genitori e di due amici, Roberto Freddi e Mattia Capra. I due non risultano indagati, ma sono stati comunque oggetto di perquisizione. Sono stati sequestrati dispositivi elettronici, computer, cellulari, hard disk, nella speranza di rinvenire elementi utili alle indagini. Andrea Sempio è formalmente indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi. Il 37enne, all'epoca dei fatti appena 19enne, frequentava abitualmente la casa della vittima, in quanto grande amico del fratello Marco. L'11 marzo 2025 ha ricevuto un avviso di garanzia e 2 giorni dopo si è presentato alla caserma Montebello dei Carabinieri di Milano per il prelievo di un campione di DNA. Secondo la consulenza tecnica firmata dai genetisti Carlo Previdere e Pierangela Grignani, depositata alla Procura di Pavia il 5 febbraio 2024, uno dei 5 profili genetici maschili rilevati sotto le unghie di Chiara è perfettamente compatibile con il profilo di Andrea Sempio. Fino a oggi il suo materiale genetico non era mai stato confrontato con le tracce rilevate sulla scena del crimine. A seguito della notifica dell'avviso di garanzia, gli inquirenti stanno riesaminando anche altri elementi rimasti in sospeso. Tra questi, l'alibi fornito da Sempio ha sempre sostenuto di trovarsi a Vigevano la mattina del 13 agosto 2007, ma il solo riscontro è uno scontrino del parcheggio, esibito soltanto nell'ottobre del 2008, un anno dopo il delitto, durante un colloquio con i carabinieri insieme ad altri amici di Marco Poggi. Gli investigatori stanno approfondendo l'origine e la conservazione di quello scontrino, considerato anomalo dagli inquirenti. A fine aprile è stata ascoltata anche Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere ed è stata colta da un malore al termine dell'interrogatorio. Secondo l'avvocato Angela Taccia, che difende Sempio, il malore sarebbe stato causato dalla menzione da parte degli inquirenti di un terzo uomo misterioso. Su questa figura, di cui non si conoscono né nome né ruolo, al momento c'è massimo riserbo. Nel frattempo la famiglia Poggi ha manifestato contrarietà alle nuove ipotesi investigative. Secondo i genitori di Chiara, le nuove piste sarebbero stravaganti e inutili, ribadendo la loro piena fiducia nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere per l'omicidio della figlia. Gli inquirenti, tuttavia, ritengono di avere il dovere di verificare ogni elemento utile, soprattutto alla luce dei nuovi riscontri genetici che per la prima volta sembrano chiamare in causa un soggetto diverso dall'ex fidanzato di Chiara. La posizione di Sempio rimane delicata, ma l'indagine è ancora in corso e nessuna conclusione definitiva è stata ancora formulata.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.